con Fatti Food, una nuova puntata. Tommaso, tu ormai sei di Ben casa, ritrovato. oggi invece siamo proprio nella zona di Rende, siamo al centro ecco, proprio della città nuova, insomma, in un ristorante che davvero il suo da dire, insomma, questo lo scopriremo fra poco. Michele, che lo ringraziamo, grazie per l'invito Michele, è veramente un piacere essere qui nel tuo regno. Onore e privilegio avervi ospiti oggi al tavolo. A proposito di ospiti, oggi dei graditissimi ospiti. Abbiamo qui vicino a me il direttore artistico del grande festival Moda Movie, che è il direttore artistico Sant'Enrico. Grazie per aver accettato il nostro invito a tavola. E poi abbiamo con noi anche Dino De Santo, tour operator. Grazie, buongiorno. Perché il piacere di parlare a tavola, soprattutto quando si legano, no, delle cose così importanti come la moda al cibo, no, Michele? Il territorio a quelli che sono i prodotti tipici di una regione così bella come la Calabria, ci fa solo che piacere. Tommaso, noi siamo lasciati da una sala ricevimenti dove abbiamo parlato anche lì di mangiare bene per gli ospiti durante un matrimonio, quanto è importante, e oggi ci ritroviamo qui in questa tavola che non so gli chef che cosa hanno preparato oggi, Michele. Il mangiare bene è legato alla moda, legato allo stare bene. Cominciamo con dei grissini di grano saraceno, che tutti pensano che sia un cereale. Io In inizio. realtà non lo è privo di glutine, è molto, molto croccante. Assaggiamo. Da questa parte invece abbiamo una sfoglia fatta con una farina sempre di grani antichi, con pochissimo glutine, in questo caso la Maiorca, che è un grano tenero che una volta veniva usato sia per la paglia che per il grano, perché riusciva a diventare così alto fino a raggiungere l'altezza di 1,20 m circa. È privo di glutine, è molto digeribile, super digeribile in questo caso, poiché non utilizziamo neanche il lievito. Che La bello. cipolla di Tropea, il territorio, la salute. Che bella accoglienza, Giuseppe, vero? Insomma, Bene. questa ricerca che contraddistingue un po' la cucina del ristorante Agorà, una ricerca delle materie prime, una ricerca a ritroso che ovviamente Mi fa veramente piacere perché sento un segnale importante. sempre più spesso parlare di territorialità, quindi dei nostri prodotti che sono, diciamo, la punta di diamante, ecco, del nostro territorio. Sentir parlare della cipolla di Tropea a Cosenza, sentir parlare di spesso anche altri prodotti come il bergamotto, l'andugia, nei nostri programmi ne stiamo sentendo parlare tanto, significa, ecco, valorizzare anche quello che è un prodotto che magari viene prodotto a Tropea, però noi ci sentiamo così più calabresi, no? Quindi non il cosentino o il vibonese, ma ci sentiamo figli di Calabria, e questo è veramente bello perché Questo è importante. diamo, no? Specialmente Come no, nel turismo l'unitarietà del territorio è la base su cui costruire, quindi sono assolutamente Prendiamo la d'accordo bellezza con quello che tu hai detto. quindi alla Calabria. sono d'accordo. Cini. Apriamo questa tavola con delle bollicine, metodo classico, un millesimato, insomma sono contenti di aver diciamo di iniziare con queste bollicine che tra l'altro possiamo dire finalmente insomma che cosa significa metodo classico, questa rifermentazione in bottiglia che si sente, questi lieviti che rifermentano per 36 mesi, è un greco bianco come vitigno, e quindi queste bottiglie riposano per 3 anni in posizione orizzontale, poi avviene la cosiddetta sboccatura e si ottengono queste meravigliose sensazioni insomma di aromi fruttati, Molto ma profumati. anche di lievitazione. Di Ma noi, purificazione. oltre ai profumi, abbiamo anche gli ospiti a casa che si aspettano la ricetta di oggi. Michele, però mi sorge spontanea una domanda, ma il piatto lo preparerai tu nella puntata di oggi? Assolutamente sì. Quindi ti devo proprio concedere in questo momento e ti devo lasciare andare nel tuo regno che è la cucina, perché altrimenti non si mangia. Allora signori che ci seguite da casa, ecco il caro Michele Rizzo, che è originario di Albidona, cresciuto a Trebisacce, ha fondato la sua attività a Rende, quindi un mix di cose, di energie, ma soprattutto di tanta passione. Così vi presenta il piatto di oggi. Il piatto di oggi sarà con degli scampi crudi dello Ionio, un'emulsione di fagiolo poverello di Mormanno,
e il miele di fichi. Degli scampetti bellissimi che verranno un po' squadrati leggermente. Sono stati già montati precedentemente, quindi sono pronti all'utilizzo. Raccontiamo parte dello Ionio con il pollino che è rappresentato in questo caso dal fagiolo poverello. Abbiamo aggiunto del sale affumicato, poi della pancetta di suino nero croccante per dare un po' di cromaticità, un po' di spolverata di patata viola che è stata precedentemente cotta sotto vuoto, poi grattugiata, abbattuta in negativo, grattugiata ed essiccata. Qui abbiamo l'emulsione di fagiolo poverello di Mormanno. L'emulsione abbiamo cotto abbiamo reidratato i fagioli con un pizzico di sale e un po' di bicarbonato. Condizionati sottovuoto con parte di acqua, cotti sempre a bassa temperatura, poi il soffritto che viene fatto a parte con il verde della cipolla, uno spicchietto d'aglio filtrato e aggiunto in un secondo momento mentre i fagioli sono in un frullatore che fa 16.000 giri al minuto, quindi un frullatore che riesce a creare la consistenza che è desiderata. A chiudere abbiamo il miele di fichi, il piatto è pronto. Siamo sempre qui a Rende e come vi dicevo in apertura di questa puntata, oggi degli ospiti speciali come il direttore artistico del Festival Moda Movie, Sante Enrico. Grazie. Ma quanti anni sono intanto, Sante? Noi quest'anno abbiamo finito la 23esima edizione, stiamo preparando la 24esima, quindi a giugno prossimo 2020 faremo questa 24esima 24 edizioni. Ma 24 edizioni, oggi voi vi chiederete che cosa c'entra la moda con il cibo, con la cucina? E beh, c'entra tanto, perché pensate che questo signore, che io definisco veramente un visionario, uno che l'ha vista lunga, perché è riuscito a legare all'arte in generale anche l'arte gastronomica, me lo consenti questo? Perché l'arte, il cibo è un'arte, soprattutto quando viene presentata anche in questi modi. Quindi tu hai collegato il cibo alla moda. Perché, Sante? Perché il cibo che vuoi che non si mangia, se non mangiamo, quindi il cibo, poi il cibo buono, il cibo attento, e quindi noi facciamo capo sempre al chilometro zero a prodotti speciali della nostra terra. Noi di questi prodotti ne abbiamo tantissimi, siamo veramente nelle eccellenze. E quindi 13 anni fa è venuto fuori questo discorso e quindi mi sono inventato sapori mediterranei, il gusto del sud, che poi questo, con il sottotitolo me lo sono rubato e ho tirato fuori poi un libro, questo Pademecum. Ma è una vera e propria guida, ritengo una guida per coloro i quali arrivano in Calabria, Dino, e comunque si aspettano di visitare dei posti ma anche mangiare in quei posti. Perdonatemi, Michele, cosa stai servendo? Ti lasciamo solo, ma tu cosa stai mettendo a proposito di gusto? Perché vedo che stai servendo. Allora abbiamo degli scampi, degli scampi crudi dello Ionio con un'emulsione di fagiolo poverello di Mormanno e della pancetta di suino nero croccante. Qui abbiamo il mare, la montagna, abbiamo tutto qui dentro. È un connubio perfetto. Tommaso, che vino? È il miele di fichi.
Il miele di fichi dottato di Cosenza. Quindi l'ultima chiudere, parte sì. di Cosenza. Sì, Ma sì, io direi un Cosenza. bianco qui starebbe benissimo. Continuiamo con il greco bianco anche per l'attinenza al territorio, quindi un vitigno nostro. Continuiamo con un bianco da greco bianco, un bianco dell'ultima annata. Miele di fichi, tra l'altro interessantissima questo accostamento con il fagiolo poverello, insomma due potremmo dire davvero espressioni di territori diversi ma nello stesso tempo limitrofi, che esprimono al meglio, uno tramite un legume, l'altro tramite un prodotto, un frutto, l'essenza un po' insomma, no, di queste identità. Vengo dal mare, per carità, però il Sei ristorante è ubicato tra il Pollino e anche perché il e tuo Latina. passaggio sul Pollino, Sul insomma, se lo Pollino ricordo, è se lo stato ricordo decennale, quindi Potrei dire che in questo tavolo c'è un itinerario turistico, perché se pensiamo anche alla modalità con cui mi sono trovato all'interno del libro voluto da Sante, e diciamo che è un po' proprio questa la filosofia, cioè cosa troviamo in una regione come la Calabria se invece di ricercare il monumento artistico andiamo alla ricerca dei prodotti del nostro territorio. E da lì siamo partiti e ci siamo resi conto che se noi cerchiamo ad esempio la liquirizia, a un certo momento ci troviamo di fronte al Codex Purpureo di Rossano, oppure se cerchiamo gli agrumi, quindi le arance eccetera, ci troviamo il toro cozzante di Sibari, oppure diciamo cerchiamo i fichi dottati di Cosenza, alla fine ci troviamo in un centro storico fra i più belli d'Italia, un castello svevo importantissimo, eccetera eccetera eccetera. Beh, tutte queste cose le troviamo qui dentro. Ma pensate, io sono rimasto un attimo così stupito, Tommaso, credimi, perché stavo ascoltando le parole di Sante, esperto di moda, cinema, tanta passione per quello che fa. Dino, tour operator, quindi territorio. Michele, la cucina, il mangiare bene, il mangiare sano. Tu come sommelier, giornalista poi gastronomo, quindi questa amalgama, certo, davvero. siamo al tavolo 4-5 persone. Pensate se questi tavoli si allargassero un po' di più, quindi creiamo una rete un po' più, no? Di 50, 60, 70, 80, 100 e sempre di più a parlare di Calabria così positiva, così gustosa, ma così ricca di tante prelibatezze, non solo in arte culinaria, ma quello che stai dicendo tu prima, la storia, la cultura. Sante, solo che questo libro mi sa che non ce l'ho solo io. Tutti parlano di questo libro. Tu prima hai citato il libro Il Io gusto del ti sud. volevo fare una Lui mi ha sorpresa. appena parlato di questo libro, Fantastico. mi ha incuriosito. Ti volevo adesso, fare una sai? sorpresa perché su questo Io libro ho un Moda Movie dove qui me lo leggo, l'ho questo portato libro. apposta per tirare fuori delle nozioni, ma tu hai fatto qualcosa proprio legato all'arte culinaria. su questo libro ci ho pensato, giuro. Ci ho pensato soprattutto perché mi trovavo qui, quindi con grande rispetto a te. Però su questo libro ne fa parte questo famoso, ormai giovane ristoratore cosentino, ventese. Ah, c'è una pagina dedicata a Michele? Guarda, No, era nascosto. ha portato il libro. È un grande. Trovi anche la pagina, i tempi non molto sono importante. I tempi non sono E così Che bello, ma abbiamo- facciamole vedere queste cose, ma quale pubblicità? Questo è un libro che bisogna avere proprio Pesa, come pesa, questo, è il Giuseppe, questo è il Vangelo della Calabria, cioè quando si parla di arte culinaria, si parla di ricette, c'è anche la pagina dedicata a Michele, Sì, ecco. Michele Rizzo, eccolo qua, il Michele che si trova. una grande ricetta, la gallinella. Bellissima. La gallinella che si fa Gallinella Apprezzato, della ma secca dovunque diamentolata. l'abbiamo presentato, sempre apprezzato. Come vedi, pane Questo di cerchiara di suonava, Calabria, per carità. limone di Rocca Imperiale, ma quante Anche quante lì, questo è un eccellenze altro abbiamo itinerario nella nostra comune. E Calabria. di quello che diceva lui che è una cosa fantastica, lui si è inventato. Anche questo è un itinerario. Tu con turistico. questo si Si è ageva inventato una Dino, cosa con reale. questo tu sei Certo. cioè, quando- Il mio tour operator organizza praticamente dei percorsi esperienziali in Calabria alla ricerca di quello che è il territorio e quindi praticamente i nostri ospiti sono abituati a mettere insieme la cultura, la gastronomia e il paesaggio, perché è un tutt'uno, dobbiamo renderci conto che le cose non sono slegate l'uno con l'altro, come dicevate prima, è un tutt'uno e la gente ormai
una volta portava, che posso dire, l'adesivo da attaccare al frigorifero del luogo. Ora porta via calamite. la famosa calamita. Ora porta via la bottiglia di vino o la bottiglietta dell'olio, no? Certo. Che poi utilizza quasi come una reliquia con il contagocce. Oppure, non lo so, un sacco di patate alla sila, oppure Anche un perché sacchetto. perdonami, Caciocavallo. calamita, I love Calabria, che anche bella la metti lì, ma I love caciocavallo e te lo, Non so- lo non porti so a se casa e lo vi- mangi, lo Esatto. ami due volte, Esatto. nel vederlo e nell'assaporarlo. Esatto. E devo dire la verità che tutto questo è avvenuto nel momento in cui anche noi abbiamo cominciato ad amare di più la nostra terra, diciamocelo bene, veramente. Diciamo che Perché le cose la- stanno cambiando. Esatto, Sì, esatto. forse questa terra non la conosciamo bene proprio i calabresi. Nemmeno noi. E allora da quando abbiamo imparato a conoscerla davvero, riusciamo anche a trasmetterla a chi ci viene a E trovare. ad amarla di più. Michele, scusa, ma tu Perché ne hai fatto noi sacrifici siamo- nella tua Assolutamente Stavo sì. per fargli Noi la siamo- stessa domanda. Noi siamo Michele, immersi. ce l'hai fatta nel raggiungere il tuo obiettivo? Assolutamente sì, ma con tanti Quanti ne hai sacrifici. dovuto ma Ma bisogna Ok. farlo. Allora hai avuto perché- coraggio. ho tanti obiettivi ancora e non mi fermerò qui. Bravo. Il problema è che siamo comunque, abbiamo il privilegio di essere quasi completamente immersi nel mare, tra lo Ionio, il Tirreno, lo Stretto. Che senso ha andare a comprare, con tutto il rispetto, un gambero di Mazara che è buonissimo, se li abbiamo a Cetraro e sullo Ionio? Abbiamo i gamberi viola che sono tra i più buoni al mondo, perché si cibano di un'alga particolarissima che gli conferisce poi un profumo e un sapore molto particolare. Il problema sta che se compri un gambero che ti arriva già abbattuto, già da Mazara o da Gallipoli, da qualsiasi, non trascurando la qualità, non sto parlando di qualità perché sono dei prodotti eccellenti, sono dei prodotti buonissimi anche quelli. Però il discorso è che se ti arriva il gambero già impacchettato da tenere nella cella, stoccato, è un conto. Se ti arrivano 10 cassette di gamberi rossi, innanzitutto devi avere nella società di cassa importante per l'acquisizione e l'approvvigionamento. Devi saperli riconoscere, devi riconoscere se sono stati, hanno avuto già magari una piccola escursione termica, perché in questo caso il gambero produce una trimetillammina, si chiama, che è una volatile, che dà quel sentore di ammoniaca. Nei gamberi l'ammoniaca non esiste, la produce il pesce, questa molecola. Quindi è un'evoluzione che insomma... Di ossidazione. Esatto. Quindi una volta arrivati in cucina queste 10 cassette ti serve l'investimento di un abbattitore, non un abbattitore di 2.000 euro per fare Per dare un range. per dare un range, un abbattitore che abbia la capacità di avere un'escursione termica importantissima, quindi deve essere violento nell'escursione termica, quindi parliamo di abbattitori super professionali, quindi ti serve manodopera per stoccarli, Certo. attrezzatura, quindi ulteriori investimenti. Quindi un ragazzo che ha 50.000 euro in tasca, che oggi ha la fortuna di avere 50.000 euro in tasca perché ha un ristorante che funziona, a 30 anni, forse comprerebbe più una macchina di lusso e non l'abbattitore. Io ho fatto viceversa, forse è Bravo, Secondo me hai fatto bene. quindi Bravo. poi va stoccato, va saputo mantenere. I gamberi, in questo caso, se parliamo solo di gamberi, possiamo parlare di tutti i Di prodotti. tutti, certo. I gamberi poi vanno tenuti a meno 25, non meno 20, non meno 16, perché si decolorano, oppure hanno la necessità di essere trattati con degli antiossidanti. E quelli che viaggiano sono soggetti a fluttuazione di temperatura, quindi alcune volte vengono messi a bagno con gli antiossidanti, quindi penetrano. Immaginate... Visto che ricchezza Ed è- abbiamo, Sante, tu sei un conoscitore di talenti e di artisti. Lui è perché- un grande, lui è un è grande. vero, Il è pesce- vero. Giuseppe, Cioè, sento questa eccitazione oggi a tavola, forse è dovuta dal crostaceo, perché Ma stiamo diciamolo mangiando che dei stiamo crostacei mangiando pescati, siamo nel fermo pesca, i crostacei Esatto, questi il qua fermo sono stati biologico. pescati 20 giorni fa. tra Sono l'altro comunque integri, sono belli carnosi, sono belli succosi. No, perché mangia- esprimono, Perché? esprimono qualcosa di afrodisiaco, che in qualche modo insomma c'hanno è bello anche carnoso, citati. è bello carnoso, è bello carnoso e succulento ancora lo scambo perché ha avuto un'escursione termica importante. Quindi sono sicuro che gli amici da casa, Michele, stanno rimanendo colpiti da questa puntata perché è una lezione di cucina a tavola nello Venite, stesso momento, è venite. vero? No, ma posso Quindi dire-
venite poi sicuramente a trovare Michele con calma, però vedete la cosa importante del nostro caro Michele, lui non sta parlando di sé, lui sta facendo una lezione un po' per tutti, sta parlando di Calabria, sta parlando di territorio, stiamo già facendo rete, Sante, giusto? È così. La Allora faremo. a questo punto aspettiamo l'altro piatto, perché questo qui era il famoso entrée, Sì, benvenuto, antipasto, tra antipastino l'altro, di benvenuto, e di quindi un aspettiamo certo il primo spessore. piatto, che so che hai già Un piatto si avvicina a Natale, quindi abbiamo pensato di fare un finto albero di Natale, tutto qua. hai già in mente il Natale. Allora ti lascio Michele nuovamente per ritornare in cucina e scoprire il primo piatto che Michele Rizzo preparerà per tutti quanti noi. Arrivo. Grazie Michele. Grazie. Il primo piatto sarà uno spaghetto con del baccalà, i peperoni in osmosi e la polvere di olive nere. Sebastiano ha provveduto ad avviare la cottura della pasta, ve lo presento, è il nostro aiuto cuoco e responsabile dei secondi piatti, quindi se mangiate bene è merito mio, se mangerete male è colpa sua, il sul secondo. Abbiamo questo splendido baccalà che è stato selezionato in maniera maniacale, è stato dissalato da noi, cosa molto difficile è rara nei ristoranti. Abbiamo provveduto a fissare la pigmentazione alle verdure. Un filo d'olio, la cipolla, il baccalà, soffriggiamo appena, facciamo andare un po' il baccalà in cottura. Aggiungiamo un po' di latte. Aggiungiamo il peperone rosso, un po' di verde per dare cromaticità, il giallo, la patata viola che dà sempre un tocco di vivacità e infine la polvere di olive nere. Finiamo il piatto con un goccio d'olio. Michele adesso è andato un attimo in cucina, no? Però ho detto fra di noi, veramente un ragazzo che si è dato da fare. È un numero. E di coraggio ne ha avuto anche lui a rimanere in questa terra, a investire in questa Io terra. adesso lo conosco da un po' di anni, devo dire che è un ragazzo in gamba, cioè soprattutto Guarda che colori crede in questi quello che piatti, fa. cioè, Sì, delle cose Cioè veramente... ci lavora, non viene qui per lui lavora, io lo so che fa. Come no? Eccolo. Ecco, un caleidoscopio di colori, è un'opera d'arte, altro che moda, vero? Michele, Santi? che cosa hai La realizzato? moda ci sta bene, l'occhio ha bisogno anche della sua parte. Esatto. E poi abbiamo ci sono sempre i contenuti. Abbiamo sempre detto che la natura dà questi colori, ma dà anche a questi colori dei sapori diciamo abbastanza particolari, ad ogni colore il suo sapore, e noi adesso abbiniamo anche un colore, se mi permetti Giuseppe, anzi prima vorrei conoscere nel particolare tutto quello che tutti quelli che sono gli ingredienti. Uno spaghetto con il baccalà, i peperoni in osmosi, la polvere di olive nere e le patate viola. Quindi base baccalà, Sì, continuerei. è stata- Ordine il vino perché sono È andato stata, troppo è buono, stata fissata la buonissimo, pigmentazione troppo dei peperoni, quindi sembrano canditi ma in realtà sono Infatti, crudi. io stavo Bellissima dicendo questa proprio scenografia, bellissima, veramente. Continuerei con un greco bianco, magari
ci permettiamo questo lusso di prendere un greco bianco barricato. Che dici, Michele? Tu che insomma sei anche un sommelier, ci puoi dare indicazioni, Giuseppe anche lui, insomma, Io in mi questo fido, caso, ci puoi dare indicazioni su questo abbinamento. Beh, è un piatto abbastanza complesso, intenso, che ha un buon finale dovuto appunto ai peperoni, quindi salendo di struttura anche riusciamo ad equilibrare fatemi ad avere parlare una ancora. migliore degustazione. Grazie Michele, fatemi parlare però ancora di Calabria, perché oggi è una puntata davvero bella, una lezione di vita a tavola, una lezione di cucina, ma anche una lezione di territorio, perché abbiamo avuto Dino che ci ha parlato di diversi punti importanti. Vogliamo chiudere questo argomento che ti avevo lasciato prima un attimo, su questi punti di interesse della nostra Calabria, e poi altre due battute finali con Sante, Michele e Tommaso. Ma io vorrei dire questo, in questo momento le nuove frontiere del turismo mondiale parlano di turismo esperienziale. Il turismo esperienziale si basa sulla possibilità di fondere diverse problematiche, diverse bellezze che compongono un territorio. Io vorrei fare degli esempi che sono chiaramente nei nostri telespettatori facilmente raggiungibili. Allora, guardiamo all'Alto Ionio Cosentino. Lì noi abbiamo delle eccellenze che sono i famosi agrumi, bene, quindi le clementine, eccetera, che più ne... I limoni di Rocca Imperiale, le ciliegie di Roseto Capospulico, Le ferrovie. esatto. E poi abbiamo la liquirizia di Rossano, d'accordo? Come base fondamentale. A questo noi ci mettiamo la grande storia federiciana con i castelli che guardano il mare, ci mettiamo il Codex di Rossano di cui abbiamo parlato, ci mettiamo gli scavi di Sibari, cioè tutto concentrato nel giro di 20-25 km, contornato dalla Sila Greca da una parte e dal Pollino dall'altra. Ma scusate, ma se non è una congiuntura astrale tutto questo, che cos'è? E non è l'unico in Calabria. E allora noi dobbiamo ragionare proprio su queste cose, su questi punti nodali, costruire un prodotto che è il prodotto Calabria, che è una delle poche regioni che si può permettere la somma di tutte queste eccellenze. Intanto io vi do un appuntamento, segnatelo già da adesso, il 9 dicembre. Segnatevi sulle vostre agende il 9 dicembre, perché che cosa succede il 9 dicembre, Sante? L'Immacolato. È vero? Parlava di me. Ecco. A dicembre facciamo una cosa sempre carina anche soprattutto per la nostra terra del sud. Facciamo il tessile al sud. Il tessile è una cosa meravigliosa, spesso si parla del nord, ma il tessile nasce a sud. Io so dalla storia che addirittura si parte da Catanzaro, adesso è sparito tutto. E poi man mano sono venute fuori i vari tessili del nord Italia, i tessili che in questo momento sono ritornati di moda, si dice all'Eugeo nel Casertano, tessuni di grande eccellenza. E perché non pensare ai nostri tessuti, che già facciamo tante belle cose, no? Noi abbiamo tanti a Longobucco. Ne abbiamo tessili, tanti, però telai vanno un po' più, di Longobucco. vanno ripresi e portati avanti con discorsi un po' più avanzati. Io che sono fuori di questo mondo, io il giorno 9 presenterò il calendario di Moda Movie, faremo delle cose, presenteremo gli 8 ristoranti che hanno lavorato per Moda Movie quest'anno, quindi i piatti che hanno fatto questi ristoranti per un ringraziamento soprattutto. E faremo questo convegno all'Enoteca regionale alla provincia di Cosenza, giorno 9 dalle 17:30 siamo lì e sarà una serata molto importante, soprattutto questa per quanto riguarda, che lo faccio in partenariato, in sinergia diciamo pure con la Camera di Commercio di Cosenza, e poi c'è la Regione Calabria, c'è il Comune di Cosenza, c'è la provincia. Quindi facciamo questa cosa perché per dare ancora manforte al discorso di quello che si può fare e si deve fare perché altro non c'è, se no qui andiamo a rovina quanto prima. Ci dobbiamo attivare e fare, il fare. Michele, la formula del successo. Basta pensare, io lo sto ripetendo già da 3 puntate, lo voglio ripetere per la 4ª e il mio regista non si arrabbierà perché noi gli facciamo pure i complimenti al regista, perché pensa un po', glieli voglio fare in questa puntata. Lui è stato il miglior regista a un premio Movie
proprio da te quando ha ritirato il premio L'uomo in frac. Ricordi, quindi saluto Giovanni Rodia, la regia di Giovanni Rodia, il videomaker Stasi, tutta la GG Produzioni. Ecco, gli artisti e i talenti ci sono nella Calabria, Michele, quindi basta pensare che è difficile operare in Calabria, perché tu ce l'hai fatta. Quali sono 3 elementi importanti per il successo? Ricerca, sacrificio e studio. Con questi 3 elementi si può, Deve venire fuori per forza qualcosa. Una Ce l'ha sorpresa fatta per Sante. Ah, c'è una sorpresa. Sì. No, quindi Il dolce chiudo la puntata. Il o dolce, il dolce. c'è il dolce. Allora, io Calabrese. È necessario un allungamento. io Io ho dei tempi che poi mi linciano dall'altra parte, quindi chiudo la puntata, vi do appuntamento alla prossima puntata e vi lascio con le immagini mentre noi gusteremo questo bellissimo dolce.